pastore buono immerso nel suo gregge, umile, forse un po' disordinato, ma capace di intessere rapporti solidi e duraturi nella semplicità. È il ritratto di Monsignor Niccolò Anselmi, per tutti Don Niccolò, espresso dall'affetto e dal calore nella cattedrale di Genova, gremita di fedeli. Il momento degli abbracci, delle lacrime, senza perdere di vista l'immenso dono ricevuto e donato, passato attraverso gli anni di ministero a Genova del vescovo ausiliario. Il primo saluto è quello dell'arcivescovo Marco Tasca. Grazie per il tuo entusiasmo e la tua curiosità nel conoscere situazioni, storie e persone, nel cercare risposte alle domande più diverse, nello scoprire o inventare strade nuove. Anche il vice sindaco, già allievo di Don Niccolò negli anni del liceo, ha espresso a nome della città il suo grazie. Genova oggi è triste perché perde una grande risorsa che l'ha aiutata a crescere, a maturare, a fare tante cose, però nello stesso tempo è anche contenta di poterla donare ad un'altra città e soprattutto di fare tesoro dell'esempio che Don Niccolò ci lascia a Genova. Il vescovo Niccolò, nel saluto a Genova, ha mantenuto quello stile pastorale un po' informale che negli anni gli ha consentito di raggiungere tante persone. Temo o spero di aver preparato un bel minestrone alla genovese, intanto con un po' di pesto va tutto a posto. Quindi le parole di ringraziamento. Ho sentito veramente un fiume d'amore che mi ha travolto. In alcuni momenti mi ha proprio travolto al di là un po' delle mie aspettative. Infine la gratitudine innanzitutto a Dio. Diventando vecchio capisco che essere cristiani vuol dire, ognuno nella propria situazione, assomigliare il più possibile a Gesù. La festa si è conclusa a Palazzo Ducale, dove, sciolta la commozione, c'è stato spazio per un'ultima dichiarazione. Ho amato tanto questa città, questa regione e quindi forse magari qualcuno se n'è accorto, è venuto. Il Signore ci fa questi regali che ci consolano e ci fanno un po' di coraggio per andare.